faccio una voce. Amici di Vado a Vivere in Sardegna, oggi ci troviamo a Bad Saliges. Abbiamo percorso un centinaio di chilometri, ci troviamo a Villa Firsi. Ora stiamo percorrendo un bellissimo sentiero immerso negli alberi. C'è aria d'autunno, un'aria veramente bella, perché la Sardegna non è solo mare, ma è anche inverno, è anche autunno, è anche autunno montagna. Con le foglie gialle. E presto è Natale. Quindi, quale situazione più bella di questo viale, proprio per un po' raccontare quello che sarà il Natale che arriva. Sarà autunno, quel che ti pare, però ci sono 18 gradi, diciamo, si sta benissimo. L'aria è fresca, L'aria è pulita. è pulita. E ci sono le castagne. Sì, siamo immersi nelle castagne. Vediamo, ecco. No, non ci sono più qua. Guarda, aspetta, prendiamo. Sono vuote. Se non trovo qualche ragno dentro, comunque ecco i ricci delle castagne. Quindi ci siamo attrezzati di guanti, buste resistenti. E stasera? Stasera non mangiamo le castagne, perché le castagne poi vanno fatte un po' essiccare, quindi non è che È ti vero. piacerebbe. Stasera possiamo andare a comprarle. No, costano 7 euro al chilo. Infatti, lo credo, guarda dove devi arrivare per prenderle. Spero ne vale la pena vale la venire. Cioè, preferisco venire a prenderle che comprarle. Bellissimo questo posto, incantevole, proprio hai presente quelle favole Sì, con sì. foglie gialle? Sì. E noi lo stiamo vivendo, ci troviamo proprio nel cuore di Foresta Burgos. Ok, stiamo tornando nel primo albero, stiamo andando a bullizzarlo proprio. Qui non c'è segnale. Ok. Io faccio cinghiale. Guarda qua. Aia, la bagassa tua! Pizzicano. Aia, quanto pizzica! Pizzicano. Due qua. Vado? Sì. Vado, faccio io. Io faccio una voce. Quindi non sappiamo come si fa, ma questo mi sa che va bene così. Andiamo avanti. Piano. Ok, aspetta, tipo come ci ammazziamo. Ho preso bene la strada. Lo so. Siamo sulla strada del ritorno, abbiamo finito il nostro giro. Abbiamo raccolto tante castagne.
anche se il bottino è piuttosto modesto. Non sono proprio tantissime, ma forse un chiletto l'abbiamo fatto. No, secondo me Ci siamo sporcati tutti, adesso dobbiamo lottare con questo signore che fa zig zag nella strada, ma vabbè. Ha messo la freccia, bene. Ok, con questo signore che ci ha quasi tagliato la strada vi lasciamo al prossimo video. Se vi è piaciuta la nostra avventura mettete like. iscrivetevi al nostro canale di YouTube. Ciao ciao dai Ciao. Cinghiali Viaggiatori.